Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l'attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. Mi unisco ai miei fratelli vescovi nel incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore. In un momento così difficile chi crede si attacca alla fede ed ecco che nasce una poesia ispirata a Papa Francesco. Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada, a quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa. Pensiamo a quando torneremo al bar a prendere i caffè, le chiacchiere, le foto stretti l'uno all'altro. Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo, ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo. Ameremo tutto quello che fino a oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso, le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate. Torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio, ci vediamo presto. Tu sia benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Così ieri pomeriggio Don Giuseppe D'Oriente, arciprete di Favara, si è munito di un amplificatore portatile, è uscito dalla chiesa madre, ha percorso le strade del centro storico recitando il rosario e pregando per la fine di questa emergenza sanitaria. Chi dai balconi di casa, chi da dentro l'auto si sono uniti in preghiera insieme a Don Giuseppe. E non ha scelto di rinunciare ad abbracciare i suoi fedeli anche Don Maurizio, che ha celebrato messa in diretta Facebook. Don Maurizio è il parroco della chiesa Sacro Cuore del villaggio Mosè ad Agrigento.